Bene ragazzi, oggi siamo qua nella piazzola, faremo un po' di allenamento tecnico in MTB, c'è sempre il mitico Gigi qua. C'è un po' di equilibrio comunque ci vuole. Devi fare supplay. Questi sono anche abbastanza stretti. Perché, per esempio, se registri in 2K a 30 frame oppure a 1080, la batteria ti dura 5 volte di più e registri lo stesso. Quanto? C'è troppo poco spazio e non riesci a prendere di cosa. Dipende sempre da come esci da lui. Dai, un allenamento e tu esci. Questo sì lo facevo. L'altro può essere questo, uno indietro e poi ti porti avanti così e sviluppi un po' di equilibrio. Ma dai, non è possibile. Cioè, cosa devi che devi fare? Devi fare lo slalom tra i cosi oppure devi stare all'interno del quadrato? Bisogna stare all'interno del quadrato. Ah, Vai, vai, entra. ma non ci stiamo in due. Bisogna rimanere in equilibrio senza uscire. Esatto. Devi essere un po' più piccolo. Sei uscito? Guarda, 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 guarda. Guarda nonno, guarda. No. Allora. No, ho sbagliato freno. Vabbè, dai. No, no, no. Qua magari facciamo uno slalom strettino e poi sul plus 10 secondi dentro il quadrato. Fammi vedere. Entra da sinistra. Bisogna anticiparla bene. Aspetta che le sistema un po'. Troppo stretto. Guarda, noi ce le facevano anche più strette, sai. Con la e-bike, per cui avevi il motore che spingeva. Devi imparare a usare il freno pedale perché devi quasi tornare indietro, vedi? Poi quanto dovevo fare? Dentro il quadrato devi fare surplus 10 secondi. Sembra facile. Riproviamo. Vedi tu la tecnica migliore per imparare a uscire?
senso magari si può scatenato il tipo, scatenato il tipo. Ah sì, sì, va bene, non fa legare. E magari col culo alto dalla sella, staccato dalla sella. Io l'ho fatto sempre col culo alto. Con due piedi su che servono per fare i salti e vari roba. Se ci vai sopra non succede niente. Altro passaggio. Ma subentra anche l'utilizzo del cambio, quindi deve essere... Poi ne hai fatto uno, vai su un altro. Volendo puoi tracciarlo o con tutte e due le ruote o magari solo con quella davanti, vedi? Questo l'ho messo troppo stretto. Cioè io devo girare prima di uscire dall'altra parte. Devi fare un 8 dentro questi due. Poi hai tutto lo spazio per farlo, guarda. Poi quando ne hai fatto uno vai sull'altro. In pratica devi fare un 8 qua dentro. Per la mia mente è troppo complicato. Per la mia mente La forcella clautana, cazzo, è troppo complicata. io già in matematica sono una schiaffa. E magari questo lo puoi fare un po' più largo. Ecco, bravo, giusto. Non riesco a chiudere. Prova a farlo solo col davanti allora. Esatto, chiudi, chiudi, chiudi. Si può provare a farlo anche solo col davanti, fai così. Anche così puoi provare a farlo. Guarda, fai lo slalom solo col davanti. Solo che ti gira la testa. No, l'opzione è anche quella. Ecco, se vuoi farlo su quello che l'ho fatto più largo. Così. Allora, guarda, entri subito. Hai tutto lo spazio per girarti e rifai l'8. Aspetta, allora Stessa cosa dall'esterno, ti allarghi e li chiudi. E io sono con la 29. Esatto. Adesso vai sull'altro e lo rifai. Devi tracciare... No, mi perdo. Però, no, ma volendo puoi farlo anche solo con quella davanti, tipo fai così
Esatto. No bale fioi. Sì, proviamo a farla anche con mano. Qua stoppi, 5 secondi e si parte. Forse andrebbero lasciati. Andrebbero lasciati. Devi proprio tornare indietro. Però quando esci da una curva guardi già quella dopo. Con le spalle già vicine. Se vedi che quella coda dell'occhio vedi la ruota dietro? Sì. Boh, adesso lo stiamo estremizzando. Devi imparare anche facendo la flessione. Ah, così. Vedi? Ah, ho capito, ho capito. Sono troppo lontani forse. No, no, credo che siano giusti. Però per esempio io spostarmi da sinistra a destra ho problemi. O magari il primo livello, esatto, ma il primo livello può essere farlo magari con una ruota alla volta. Sì, anche. Prima butti il dietro, poi davanti. È una tecnica anche questa. Allora, Vai, vai. non è chiuso. So, porta via anche tante energie. Allora, Sta attento, sta attento. no, no, niente, niente. Allora, devo cominciare dall'altra parte perché io ho problemi anche qui con l'occhio e non riesco a vedere bene la posizione. Sì, Allora, devi saltellare. Bravo. 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 cominci a fare. Adesso è più difficile fare. Impegnativo, eh?
lì a sinistra non mi viene. Lo so, anch'io così. Proviamo a farlo un po' più lento. Visto? Hai fatto solo davanti il 70%. Però cavoli, dopo 2-3 sei stanco, Io so. No, devo tirare più. Perché qua se tu hai l'ammortizzatore ti viene più facile. Io senza ammortizzatore. Boh, un altro esercizio può essere anche questo. No, sono troppo sbilanciato, dovrei non piegarla tanto. Tirare con le braccia. Poi con le gambe. E poi tutte e due insieme. È quello che mi vedi prima di una discesa fare spesso sta roba. Che questo alla fine va a simulare questo movimento. Sempre riprovo con l'altra gamba. Che alla fine è la base questa del bagnopa. Niente. Non se non riesco a dargli. Non riesco a dargli. Mi fa male. Ti senti le braccia un po' più adesso forti, un po' più allenate. Sento che peso 10 kg di troppo. Quello è il problema. Devi dire anche tu papà. Dipende poi. Qua bisogna impararlo andando per scalini. Non puoi impararlo. Io inizierei, sai come? Come faccio io? Qua. Poi con l'altro piede dall'altra parte. Mi viene meglio. Senza pensare alla vita. Sì, anche quello. Anche questo è un ottimo esercizio. Questo. No, non di là questo. Ok. Aspetta. Qua bisogna muovere il bacino, non le spalle. Bisogna muovere il bacino. Le palle? Le spalle. Devi controbilanciare. Le palle, sì. Ah, sempre la pozzanghera. No, questo. Quello che fai sullo stop, il surflay. Questo. Come? Sai quell'esercizio che fai così? Sì. Ecco, però lo fai dritto. Dritto prima. Come dover saltare. Ecco. E poi. Ecco. Poi quando lo hai fatto dritto, per saltare su devi spostare il bacino. Prima con la ruota dietro. Oppure Prima con la ruota dietro. cercando di non pizzicare con la ruota sul È utile molleggiare un po' e poi andare su. Eccolo lì. Sono riuscito. Sarebbe meglio centrare il cotolo senza andare dall'altra parte.
No, che alzi poco il dietro. Da lì, per quello che a me piaceva tanto uscire a fare questi allenamenti. Poi invece c'era quello bello. Allora, Con la sinistra, cavoli. 1,90 in corsa. Esatto, senza sbattere troppo dietro, ok. O se no il 180, però qua bisogna farlo in velocità e andare leggermente in curva per poi recuperare. Prima si sposta il bacino e poi si sposta la testa e le spalle verso, quando stai girando ti riporti con la testa dall'altra parte. Però attenzione che qua bisogna inclinarla. Potresti perdere il pedale. Infatti così. Lì c'è la paura. Poi c'è un altro fatto, è che sbaglierai sicuramente e lì rischi di battere la corona, di battere il cambio, di battere il cerchio. E di battere la testa. Per cui sarebbe meglio avere un muletto per fare questo. Oppure Un muletto con le farlo benne. sui bancali. Capito? Portarsi un po' di bancali, portarli in altezza e fare la stessa cosa sul bancale, non sul cemento. Cerchi di spingere. Perché il cemento non è mai una buona idea, sinceramente. E che ostacoli, se non ce n'hai, come fare il manual? Perché se ne fai con la braccia, puoi sbagliare l'alzata e ti torna subito. Così. Devi premere verso il basso e poi tirarla su. Devi stare attento al tempo con cui lo fai. Certe volte mi viene un po' sì, è il meccanico rapido. Quello in piedi? Quella in piedi. Anche il manual e la suricata. Questa è la suricata che servirebbe per il collo. Devi portare Prova a il fare il manubrio manubrio. all'altezza delle palle, a toccare le palle. Così. Puoi allenarti per fare il manual insieme. Non riesco a fare quel salto là. Questi esercizi vanno fatti sulla sorcella frontale. Questo hai due nodi per farlo. Anzi sarebbero anche tre.
Bene ragazzi, finiamola qui per oggi.